Allora, con il progetto Abitare alla Storia della Rete dei Borghi Europei del Gusto siamo arrivati a San Zenone di Enzellini. Abbiamo con noi l'architetto Trevisan e l'architetto Cunial, mi pare di aver capito. Siamo nella Torre degli Enzellini. Dopo intervisteremo anche l'assessore, l'architetto concorrente, scherzo, è una battuta ovviamente. Allora, ci spieghi un attimo il contesto. Il contesto e cosa trovate qua dentro. Questa è una torre del Cinquecento che è stata consolidata, restaurata, e poi all'interno è stato inserito un museo del paesaggio, della storia del paesaggio di questa zona. Tenete conto che qui in questa torre non poteva entrare nessuno fino a pochi anni fa, e da sopra c'è un bellissimo panorama, quindi la scommessa del progetto era proprio consentire a tutti di raggiungere il belvedere che sta sopra. Nel salire uno può anche documentarsi di come si è formato questo paesaggio straordinario che abbiamo qui attorno, e quindi ci sono delle indagini scientifiche, c'è il racconto dal punto di vista storico, dal punto di vista agronomico, e di questa cosa si è occupata l'architetto Cunial, che ha allestito il museo interno, mentre io mi sono occupato della parte strutturale dell'inserimento del museo. Allora diciamo due parole sulla parte strutturale, che mi sembra molto ben rispettata, non ci sono stati restauri invasivi, mi pare di capire. La torre è stata restaurata così com'è, aveva dei problemi statici, sono stati risolti, e abbiamo sfruttato il fatto che, come tutte le torri, salendo i muri si restringono, cominciano da 2 metri e arrivano a 60 centimetri, quindi ci sono dei risalti murari, dei gradini murari, sì. E abbiamo appoggiato all'ultimo gradino murario tutta la struttura in acciaio, con dei tiranti che scendono, per cui la struttura nuova è indipendente, se voi guardate è completamente indipendente dalla struttura antica. Volessimo smontarla, potremmo smontarla. Dal punto di vista poi sismico, anche questa ha dei vantaggi, perché la torre è rimasta con la sua funzione sismica, con la sua resistenza sismica, e la nuova struttura è autoportante all'interno, quindi garantisce anche questo risultato. Insomma, gli architetti non sono solo quelli dell'impossibile, allora. Architetto Cunial, ci racconti un po' questo allestimento, allora, che abbia già iniziato a raccontare l'architetto. Sì. All'interno di questa torre campanaria si può percorrere una vera e propria passeggiata architettonica all'interno di questa torre campanaria per visitare e scoprire il paesaggio di San Zenone, ma non soltanto. Attraverso l'esempio di San Zenone si riesce a cogliere uno sguardo più allargato verso tutto il territorio, compreso tra il fiume Brenta e il fiume Piave, quindi della nostra pedemontana. E si scorge così un paesaggio storico, un'armatura storica del paesaggio ben diversa rispetto a quanto appare oggi. E la passeggiata, diciamo, di risalita verso il belvedere ci permette di analizzare attraverso delle tavole costruite su la mappa del catasto napoleonico, certo. Quindi si riferisce al 1808 e si scorge appunto il paesaggio di San Zenone. Salendo verso il belvedere, ecco che invece si ha un'impressione ben diversa di com'è il paesaggio, certo. Invece oggi, ecco. Certo. Benissimo. Zenone è un paese che raccoglie tantissime particolarità culturali e storiche. Nasce naturalmente nei tempi dei tempi, perché qui era un sito anche romano, di conseguenza poi gli Ezzelini l'hanno occupato realizzando il loro castello nel 1200, che qui vediamo che è una parte di questo castello, e poi nel percorrere degli anni, essendo che il paesaggio era talmente stupendo in quanto era un pendice della parte sud del Grappa, queste colline meravigliose, sono venute a risiedere qui a San Zenone i veneziani con le loro ville, e poi le ville, naturalmente i nobili, hanno portato gli artisti, il Noè Bordignon, il Wolf-Ferrari, grandi artisti, che poi ha dato quell'immagine anche molto bello di quel periodo di San Zenone e Ezzelini, che ancora oggi conserva, che ancora oggi vogliamo fortemente far conservare. Grazie. Siamo all'esterno di Palazzo Pasquali, ad Asolo, e qui dormì Napoleone Bonaparte.
Effettivamente è successo questo, la targa lo ricorda, nel 1797, Napoleone è ancora un semplice generale, non sta conquistando il territorio e viene ospitato dalla famiglia nobile dei Pasquali in questa casa una sera. Da allora la sala che lo ha ospitato è rimasta intoccata. Io quando sono entrato per l'intervento di restauro mi sono trovato una situazione che era lì ferma, congelata dalla fine del Settecento. Il palazzo è un palazzo della metà del Settecento, è stato è stato risistemato da Giorgio Massari in quanto era formato da una serie di edifici affiancati, sono stati acquisiti da un'unica famiglia, uniti in un unico edificio con questa facciata che è una delle facciate più belle e ordinate di Asolo, con la pietra locale che fa da elemento ornativo principale. Che pietra è? Questa è un'arenaria che si trova a Monfumo, è proprio tipica di questi posti. Abbiamo due tipi di pietre, queste arenarie e il conglomerato. L'arenaria è molto più elegante, consente di lavorarla con finezza e quindi assume questo tono decorativo. Mano a mano che il tempo passa e lei sta alle intemperie, diventa sempre più solida. Ha questa particolarità la pietra arenaria di Monfumo, vale a dire il sole e l'aria la rendono più tenace. E poi ci sono i marmorini che sono molto belli, i marmorini che sono stati applicati qua, che è una cosa che caratterizza un po' tutto il Veneto, cioè una soluzione che è quella di mescolare calce e polvere di marmo per avere queste superfici vellutate con queste trasparenze sulle pareti piane. Singolare il palazzo perché ha 3 piani verso la strada, ma siccome siamo in collina, sul lato del giardino pensile, ha 4 piani. E questo è abbastanza tipico di Asolo. Asolo si trova ad avere la strada principale che lo attraversa, che è quella su cui stiamo noi, che è a metà costa, per cui tutti gli edifici che stanno a valle, diciamo, sono generalmente edifici con un piano in più rispetto alla strada e nel tempo sono diventate residenze. Ci racconti di quella piccola astuzia degli asolani quando venne Napoleone? Certamente, la famiglia Pasquali era una famiglia nobile, si trattava di ospitare comunque un nemico. Napoleone all'epoca era un nemico ed era un rischio ospitarlo, per cui la nobiltà locale cosa ha fatto? Ha scelto una famiglia certamente importante con un palazzo prestigioso, ma costituita da una sola unità, cioè a quell'epoca esisteva solo il signor Pasquali, un anziano senza figli, senza parentela, esatto, che l'ha ospitato, evitando quindi agli asolani un rischio. Se Napoleone diventava importante, come poi in effetti è successo, loro lo hanno ospitato in una casa prestigiosa. Se la storia fosse andata all'opposto, tutto sommato era una persona insignificante, un'astuzia diplomatica che è abbastanza tipica, secondo me, di Asolo. Adesso possiamo entrare. Siamo all'interno del bellissimo giardino del palazzo, dalla parte dove ci sono appunto 4 piani, come aveva detto. Ci racconti un po' di queste cose belle che si vedono da qua? Beh, e questa è proprio la particolarità di Asolo, vale a dire noi abbiamo le strade che passano attraverso le costruzioni e poi le costruzioni danno su vallette, una serie di vallette che sono sostanzialmente intoccate e irraggiungibili, generalmente coltivate fino a pochi anni fa. Adesso ovviamente la gente non coltiva più, se no come in quel caso dove c'è un bellissimo oliveto, e quindi il bosco si sta rimpossessando, ma sono delle vallette molto suggestive e silenziosissime. È una cosa che ad Asolo è pressoché impagabile, cioè il poter affacciarsi, essere in prima fila e affacciarsi su queste valli solitarie, silenziose. Non ci si arriva, non ci sono strade, non ci sono vie di accesso, non si troveranno automobili giù nella valle, generalmente c'è una torrente che raccoglie l'acqua e poi la porta giù verso il Musone dei Sassi. Queste vallette, ciascuna ha il suo nome, troviamo una che è la principale vicino alla cattedrale, poi così via di seguito in tutto il perimetro asolano. Per quanto riguarda poi le piantagioni, voi trovate piantagioni ornamentali, i cipressi, tanti cipressi,
trovate qualche palma, in effetti c'è stato un periodo in cui la palma andava di moda, qui sono state conservate nel Palazzo Pasquali, e poi purtroppo trovate il bosco che si sta rimpossessando dello spazio in maniera non sempre felice, talvolta disordinata. Le edere, ad esempio, in quel caso spesso avvolgono gli alberi, quindi danneggiano gli alberi stessi. In questo caso il lavoro che è stato compiuto per quanto riguarda il giardino è stato quello di recuperare i terrazzamenti che c'erano, liberare dal bosco che si era nel frattempo che aveva conquistato il territorio, e adesso siamo nella fase di ridisegno appunto dei giardini con un arredo, un corredo vegetale che verrà realizzato ad hoc. Il restauro del palazzo si è concluso poche settimane fa, per cui siamo nella fase di intervento sugli esterni. Questi giardini saranno tutti, li vediamo così a Prato, ma invece saranno all'italiana, verranno quando la stagione con le siepi. Quando la stagione sarà più propizia, adesso è impossibile intervenire, e poi tra l'altro quest'anno è stato un anno veramente singolare, con temperature molto alte che non consigliano di intervenire con opere di giardinaggio, ma nella primavera sono previsti questi lavori. Come vedete c'è un abbozzo adesso, il terreno è stato bonificato e sistemato, pronto per essere appunto allestito come giardino all'italiana. Benissimo, allora entriamo e vediamo il restauro. Siamo all'interno del palazzo, in queste stanze bellissime, così finemente restaurate, che tolgono un po' il respiro perché sono veramente molto belle. Dove siamo adesso? E questa è per l'appunto la sala che ha ospitato Napoleone Bonaparte, è stata utilizzata come camera all'epoca. È interessante nella sua costruzione perché vede stratificati vari tipi di decorazione. Le cose più belle sono settecentesche, sono raffinatissime e sono questi stucchi centrali. Poi, dopo il passaggio di Napoleone, ci sono state le dorature e un uso dello stucco più floreale, più ricco, ma meno raffinato, secondo me. Ed infine sono state aggiunte una serie di faccette nei medaglioni. Napoleoniche, a ricordo di Napoleone per l'appunto. I materiali sono stucchi originali veneziani, quindi composti sempre con calce e pigmenti vari. Sono tra i più belli che ci sono ad Asolo perché in realtà questi non sono mai stati ritoccati, cioè li abbiamo trovati così come erano stati fatti in origine. Cosa succede generalmente? Che se i palazzi sono abitati e utilizzati, col tempo ci sono dei rifacimenti, il più delle volte vengono ripitturati, all'inizio in maniera approssimativa, poi sempre in maniera sempre peggiore. Per cui ci è capitato, restaurando altri palazzi, di fare delle scoperte, trovare lo stucco originale sotto 1 centimetro di ripitture continue. Ecco, però ovviamente in quei casi gli stucchi sono danneggiati e bisogna fare un intervento di restauro pesante. Qui invece abbiamo avuto la fortuna di trovare questo campionario di stucchi come li aveva fatti la scuola veneziana del Settecento, e li abbiamo semplicemente puliti, consolidati dove dovevano essere consolidati, integrati nei piccoli punti che erano stati perduti. Per noi è stata una sorta di palestra, abbiamo capito meglio, analizzando il materiale che è stato usato, come erano in origine e come si dovevano presentare. Ad esempio la finitura che c'è all'ultimo strato protettiva che davano loro con il sapone permaneva anche nell'ultima fase. È molto ricca, come vedete, anche singolare l'altezza della stanza, e poi di particolare, abbastanza singolare qui ad Asolo, la chiusura a padiglione con le decorazioni sulla fascia superiore. Generalmente qui ad Asolo voi troverete dei soffitti o piatti oppure con le travi, che è la tipica soluzione asolana. Qui invece hanno utilizzato questa decorazione a padiglione, questa chiusura superiore a padiglione, molto più ricca. Certo. Negli spazi bianchi c'erano quadri? No, non c'erano quadri, perché è proprio l'aspetto decorativo dello stucco che determina la qualità di quella parete, per cui le grandi campiture esaltano i contorni. Generalmente ci potevano essere, ma i quadri, dobbiamo immaginare che all'epoca erano quadri da cavalletto, prevalentemente venivano ottenuti
nei cavalletti. Da cosa lo capiamo? Lo capiamo da altri quadri che raffigurano degli interni. Se voi date un'occhiata alla pittura del Settecento vedrete che laddove ci sono delle raffigurazioni di interni, generalmente all'interno della stanza il quadro, mai grande, perché stiamo parlando di situazioni residenziali e non ad esempio religiose, dove i quadri aumentano, ma nelle case i quadri sono piuttosto contenuti di dimensione, sono sempre appoggiati a cavalletti. Diciamo, è successiva la moda o l'abitudine di appendere il quadro al muro, certo. Interessante. Grazie. C'è anche il pavimento, se date un'occhiata, la cosa è originale, vincolato, è stato recuperato così com'è, lavora con 2 differenti legni, l'abete in centro, molto chiaro, nodoso, alla maniera che si trova qui, quindi è originario del luogo, e delle fasce di noce che vanno a costruire questo reticolo di quadrati. Anche questo è piuttosto interessante perché non ce ne sono tantissimi conservati, sono stati necessariamente sostituiti. È bello questo contrasto di rusticità e finezza. È molto asolano, secondo me, molto pedemontano, cioè si trova soprattutto in queste zone. Perché c'è un pavimento di legno in questo caso? Perché siamo al secondo piano, quindi e la stanza è molto grande, per cui il solaio non era in grado generalmente di resistere ad un pavimento più pesante. La pietra, ad esempio, difficile che qui si usi pietra. Certo, grazie. Abbiamo lasciato il ricordo di Napoleone in quella bella stanza grande, siamo in un locale molto più piccolo, più intimo, siamo nelle mansarde al secondo piano o al terzo se lo si guarda dall'altra parte, e questa stanza è come quella vicino, ha un particolarissimo pregio, ne chiediamo conto. Sono questi stucchi, la stanza non era una stanza di rappresentanza, è molto piccola, è un camerino come si suol dire, e gli stucchi qui sono veramente eccezionali, guardate il tipo di rilievo che hanno, la qualità dei materiali che sono stati usati, questi sono originali del Settecento e la parete è composta da una fascia inferiore con del finto marmo molto ricco, molto diciamo così, alla romana, un marmo pieno di venature, è un finto marmo, è un affresco di marmo. E poi ci sono gli stucchi a rilievo che formano questa greca che gira tutto intorno con l'elemento floreale al centro. Non sono pitturati, cioè il materiale è di quel colore e questa è la qualità di questo tipo di stucchi, dove la parte cromatica non è aggiunta a pennello successivamente, ma è proprio il materiale stesso che viene posato e che ha quel determinato colore. Questo significa che chi doveva fare queste operazioni doveva essere particolarmente bravo, sono degli artigiani. C'era una scuola a metà del Settecento di decoratori a stucco prestigiosi e costosi, da quello che si legge nelle cronache dell'epoca, che venivano contesi dalle famiglie nobili di Asolo, della Pedemontana in generale. Questi che vedete sono abbastanza tipici di questi ambiti che possono andare da Bassano fino a Conegliano. Altrove cambia la mano, cambiano i soggetti, cambiano anche cambiano le cromie, i colori. È una delle parti più pregiate e più segrete del palazzo. C'è questo stanzino e c'è quello a fianco. Adesso andiamo a vederlo, grazie. Siamo passati nel secondo locale che si caratterizza per le pareti di fondo rosa e stucchi un po' diversi che ci facciamo descrivere. Sì, qui l'elemento geometrico è meno presente, trovate più l'elemento floreale, questo è più delicata, è una stanza con una decorazione più delicata, più morbida, sempre fatta dalle stesse persone, con la stessa tecnica. Quello che emerge in questo caso è che ogni stanza ha un suo preciso carattere. Il tipo di decorazione che viene applicata
caratterizza fortemente quella stanza e probabilmente aveva qualche relazione con chi poi entrava in quella stanza, il padrone o in questo caso forse la padrona, visto il tipo di colore che è stato usato, la raffinatezza. Questa stanza la trovo molto femminile rispetto alla stanza che abbiamo a fianco. Sono stanze basse, 2,60 m, 2,70 m, non di più, che erano contenute all'interno del palazzo ed erano stanze non raggiungibili dagli ospiti. Questo è anche significativo, cioè il fatto che il proprietario faccia per sé un po' di decorazione come questo, un intervento così importante, laddove non lo esponeva, non lo mostrava, come invece abbiamo visto nella stanza grande, doppia di altezza, che è la stanza di Napoleone, perché in effetti è così, la stanza di Napoleone, quella al lato del palazzo, occupa lo spazio di 2 stanze rispetto a questa zona del palazzo. Bene, grazie. Siamo all'ultimo piano, nella mansarda del palazzo, e abbiamo trovato un particolare che secondo noi è molto interessante proprio per la scelta di carattere culturale che è stata fatta nell'affrontare questo così consistente lavoro. E vediamo infatti sul muro delle specie di rilievi e chiediamo che cosa sono. Il palazzo ha vissuto 300 anni, quindi qualche cedimento lo doveva avere. Questi che vedete sono per l'appunto dei cedimenti, sono delle fessurazioni che noi abbiamo trovato nell'apparato murario. Le scelte erano 2: demolire gli stucchi preziosi che ci sono qua, queste decorazioni a stucco, queste decorazioni a marmorino, e rifare il muro, oppure lasciare la lettura del tempo che passa, lasciare la fessurazione in vista e suturare, restaurare così come l'abbiamo trovata. Il muro è stato consolidato con delle iniezioni interne che danno di nuovo la stabilità muraria, legano la muratura, però abbiamo preferito lasciare che le fessurazioni del tempo si vedessero, sono state adeguatamente sigillate, le parti che erano più cedevoli sono state consolidate e incollate rispetto alla parete. Chi arriva qua ha il senso che questo palazzo ha attraversato epoche e ha vissuto fino al tempo in cui abbiamo riscontrato noi. Questo è la scuola di restauro italiana, cioè la scuola di restauro italiana rispetto ad altre scuole di restauro europee cerca sempre di tenere la patina del tempo, cerca sempre di non cancellare le tracce di una stratificazione storica, di una prospettiva storica, cosa che invece, ad esempio, in Francia, la scuola di restauro francese, altrettanto potente di quella italiana, ma diversa come filosofia, preferisce demolire e ricostruire alla maniera, com'era. Noi invece generalmente, noi dico italiani, scuola di restauro italiana, preferiamo lasciare alcune tracce, una lettura del tempo che passa, una lettura della successione delle vicende che hanno avvolto, hanno condizionato questo palazzo o questo elemento murario. Molto bene, adesso torniamo all'esterno. In questo palazzo abitava una sola famiglia alla fine e che, come mi raccontava prima, si era sempre più ristretta e arroccata in una parte del palazzo, e il palazzo era, diciamo, in decadenza. Poi è stato rilevato ed è stato oggetto di questo pregiatissimo restauro e ne sono stati ricavati degli appartamenti, giusto? Sono stati ricavati 9 appartamenti per l'appunto, con delle dimensioni che sono più adatte alla vita moderna, con qualche servizio che è ormai necessario, questo è indubbio, e fa parte di una serie di interventi che si stanno realizzando qui ad Asolo, purtroppo non sono molti, che tentano di rivitalizzare il centro portando nuove famiglie. Quindi gli appartamenti sono appartamenti dedicati ad una clientela prevalentemente locale, gente che viene a vivere il palazzo, sono stati studiati in questo modo, quindi non sono doppie case, seconde case, diciamo così, ed è la scommessa che si sta facendo oggi ad Asolo. Il centro storico nel tempo, inevitabilmente, come tanti centri storici, è andato svuotandosi progressivamente. Da 900 persone siamo oggi 350, io abito in centro storico, siamo rimasti in 350, ma progressivamente
si sta tentando di ricostruire un tessuto abitativo, una offerta residenziale che consenta per l'appunto di vedere più famiglie, più bambini che abitano qua, più gente che è legata a questi territori. Alle vecchie famiglie con i grandi palazzi si stanno sostituendo palazzi rinnovati, frazionati con delicatezza, che ospitano per l'appunto nuove famiglie. Il desiderio è che siano famiglie di giovani, il desiderio è che l'asilo comunale sia di nuovo pieno di ragazzini come lo era un tempo, uno dei più begli asili della zona, immerso nel verde in una stupenda valletta. E appunto ci sono stati degli interventi coordinati tra di loro, vari imprenditori privati, diversi imprenditori privati, alcuni italiani, alcuni stranieri, ma secondo una linea determinata dal mercato, determinata dalle amministrazioni comunali, determinata anche dall'entusiasmo, secondo me, di alcuni soggetti. Ecco, sulla base di questo entusiasmo si sono prodotte queste iniziative di recupero progressivo dei palazzi storici. E sono stati già venduti questi appartamenti? Il restauro è appena completato, ci sono già degli appartamenti che sono stati venduti e altri che sono in questo momento in trattativa. C'è un discreto movimento in questo frangente. Rispetto ad alcuni anni fa si vede un ritorno di interesse per Asolo, perché Asolo, come diciamo più che Asolo, per il centro storico in generale, c'è un ritorno di interesse per i centri storici perché conservano condizioni più stabili da un punto di vista dei valori finanziari, non ci sono grandi oscillazioni, quindi chi investe e cerca una tranquillità del proprio investimento nei centri storici è più favorito. Comincia ad esserci del movimento, ci sono state delle iniziative interessanti da questo punto di vista. E gli appartamenti che dimensioni hanno? Sono tutti uguali? Ce ne sono più grandi, più piccoli? In questo caso abbiamo un palazzo che ha una particolarità, ha un corpo di fabbrica, cioè una larghezza piuttosto contenuta. Questo consente di avere degli appartamenti con dimensioni tutto sommato ragionevoli per la vita moderna, quindi si va dai 150 metri quadrati delle mansarde ai 400 metri quadrati dell'appartamento più importante, più prestigioso, ma ci sono alcuni appartamenti che a me piacciono in maniera particolare, che sono quelli che danno direttamente verso il giardino. È bello uscire ed essere nel proprio giardino e vedere queste vallette che hanno dimensioni di 300 metri quadrati. Si è cercato di dare una dimensione che non sia proibitiva, che non si rivolga solo ad una clientela altissima, perché questo era, come dire, il modo sbagliato di interpretare un restauro di un palazzo in questo punto, e quindi c'è una gamma, una varietà di dimensioni e di situazioni. Alla fine ogni alloggio ha la sua caratteristica, c'è quello che ha un camino con delle ceramiche bassanesi molto belle, un piccolissimo appartamento ma molto suggestivo, c'è quello più grande trionfale, ci sono le mansarde che sono più giovanili, diciamo così, perché lì l'intervento di restauro necessariamente è stato impegnativo, la sostituzione delle travi è stata inevitabile per via del degrado che si era prodotto. Le travi esistenti prima erano completamente degradate, quindi le mansarde hanno un che di nuovo, diciamo di rinnovato rispetto ad altri alloggi. Questa è un po' la filosofia che è stata utilizzata. Bene, quindi prevediamo di vederlo occupato da asolani d'adozione e poi da bambini asolani di nascita.